Buongiorno. Puntare i fari sul lato nascosto del nord-est, l'est-nord, il lato dark dell'economia nordestina. Ecco, questo sarà il filo conduttore di questa serie di video commenti condotti dal sottoscritto. Mi chiamo Gianni Belloni, sono giornalista e direttore del Centro di Documentazione d'Inchiesta sulla Criminalità Organizzata. Rifiuti, mafie, sfruttamento lavorativo sono alcuni degli episodi che punteggiano la cronaca del nostro territorio e sono le estorsioni, il trattamento illegale dei rifiuti, lo sfruttamento dei più deboli, la violenza, la corruzione, sono alcune delle capacità che alcuni esercitano per rimanere nel mercato. Il mercato, lo sappiamo, non è un pranzo di gala ed alcuni per sopravvivere, ma anche per prosperare, utilizzano appunto tutte queste abilità. Raccontare questa faccia nascosta e raccontare anche i rapporti che questa faccia nascosta, questo lato in ombra del nostro mondo, del nord-est, intrattiene con l'economia ufficiale è il compito principale di questa serie di video rubriche. Molto spesso quando ci sono delle inchieste vengono invocate delle punizioni esemplari o comunque delle leggi, delle normative, dei protocolli. Bene, è altrettanto importante riflettere, cercare di comprendere, di capire, perché nascondere la polvere sotto il tappeto non fa una casa pulita e incensarsi come buoni e bravi non fa di noi degli adulti consapevoli. Ecco quindi percorrere l'est-nord fino in fondo, per poi magari arrivare ad un nord-est più pulito ed accogliente. Grazie, alla prossima.